Mamma mia, come sono saporito. Ciao adiù, stasera spaghetti a vongole. Venite appresso a me che vogliamo preparare insieme. Procediamo ragazzi. Olio in padella, un bel giro generoso. Gambi di prezzemolo schiacciati, mettiamo in padella. Spicchio d'aglio schiacciato, giù in padella. Una volta che profuma l'aglio e comincia a soffriggere, andiamo giù con le nostre vongoline. Andiamo a salarci l'acqua, andiamo a sfumare con un goccino d'acqua le nostre vongole, in modo tale che si apriranno man mano. Intanto ci caliamo la nostra pasta. Una volta aperte le nostre vongole, andiamo a togliere. Andiamo a filtrare il nostro sughetto delle vongole, anche se comunque erano già state spurgate prima. Rimettiamo il nostro sughetto in pentola. Crema all'aglio perché a me mi piace così. Un po' del nostro prezzemolino fresco, andiamo a tritarlo un po' tutto grossolanamente così. Un po' del nostro prezzemolino tritato dentro. Un altro minutino per la pasta, andiamo a mettere nel sugo e andiamo a saltarla fino a che non facciamo la nostra cremina magica. E vi faccio vedere che bello spaghetto che gli esce fuori. Un goccettino d'olio per mantecare, ultima saltata. Adesso ci andiamo a mettere tutto il nostro sughetto su con la nostra cremina. Ah già, come sono venuto. Mamma mia, come sono saporito. Provate la ricetta, che è proprio la fine del mondo.